Per fare qualche numero, nel 2017 c'è stata un'insorgenza nelle donne di circa 50.000, più di 50.000 casi di tumore al seno, e anche nell'uomo, ricordiamolo, 500 casi nel 2017. Con la prevenzione, per cui se preso in tempo, più del 90%, 95% delle donne e degli uomini possono salvarsi. Quando un tempo, quando non c'era la prevenzione, erano quasi tutte destinate a morire. Questi sono numeri che fanno riflettere, per cui prevenzione è importante. La prevenzione, per farla conoscere senza annoiare le persone, per me è stato un modo di ragionarci su come faccio, come non faccio. Un giorno mi sono svegliato e ho detto portiamo le moto in piazza, facciamo un po' di baldoria e con allegria facciamo conoscere alla popolazione che cosa vuol dire prevenzione e perché è importante aiutare la LILT. Noi vogliamo anche prevenire il problema e quindi anche tutta la questione legata al vaporetto rosa che gira per la laguna e si fermerà lunedì prossimo a Mestre, alla Canottieri per la precisione, vuole essere un segnale molto forte di sensibilizzazione nei confronti delle donne, perché questo non deve essere un problema dopo, bisogna prevenirlo. La sensibilizzazione nel vaporetto rosa è stata enorme. In realtà abbiamo avuto una richiesta che non ci aspettavamo da parte di un sacco di donne. Purtroppo non riusciamo ad accontentarle tutte, ma speriamo che vengano lo stesso perché troveremo delle alternative. A tutte daremo la possibilità di fare prevenzione e la prevenzione anche per la sanità è un costo minore rispetto alla cura e questo deve essere il messaggio. Sì, è una grande soddisfazione perché questo Ottobre Rosa ha davvero unito tutto il territorio, dalle associazioni ai commercianti, tutti si stanno rendendo partecipi di questo grande messaggio della prevenzione. La prevenzione è vita e noi come amministrazione abbiamo il dovere di dare questo forte messaggio a tutta la cittadinanza. Un altro messaggio come delegata LILT da tanti anni è quello del ballo. Oggi vogliamo musica a 360 gradi e trasmettere un altro nuovo messaggio attraverso il ballo, gli stili di vita positivi, per cui questo è un messaggio che come Lega Tumori vogliamo diffondere a tutti quanti. Beh, è una giornata importante, è un mese importante e diciamo che lo rendiamo più importante, ma sono 365 giorni l'anno della quale noi dovremmo avere molta cura di noi stessi, quindi fare prevenzione e volerci bene. E in questa occasione di questo mese di ottobre cerchiamo di forzare sicuramente un po' la cosa in modo tale che ci sia una sensibilizzazione maggiore. Noi abbiamo aderito a questa iniziativa anche perché è promulgata dal Comune per tutto il mese di ottobre e il grande interesse da parte dell'amministrazione. Noi ci siamo, vogliamo esserci per riempire la piazza e per far capire alle persone che noi siamo sempre a loro disposizione e a disposizione assolutamente di chi ne ha bisogno. Senz'altro è un'iniziativa meravigliosa per dare forza a noi donne, ma anche alle persone che hanno bisogno, che siamo vicini un po' a tutti quanti. E questa giornata serve per ritrovarci in allegria, in amicizia. La LILT ha bisogno dei motociclisti, ha bisogno di tutti noi. Io come Leo Caporella mi sono anche offerto per aiutare la LILT il 26 ottobre. Facciamo la giornata di beneficenza, il 50% dell'incasso lo diamo alla LILT. Quindi invitiamo tutte donne e uomini a venire a trovarci, a farsi il servizio dei capelli donando il 50% alla LILT. Sì, noi ci teniamo in modo particolare a essere presenti a queste iniziative per dimostrare un po' anche la sensibilità dei biker verso questi temi. Noi abbiamo creato un logo, un marchio che è Venice Benefit Run, che tutto l'anno opera per la solidarietà. Noi abbiamo iniziato anche a sposare la causa della LILT, ma abbiamo iniziato anche fin dall'inizio con la Casa Famiglia di Campalto, per cui raccogliamo fondi, giocattoli, vestiti e naturalmente denaro per sostenere la Casa Famiglia. Stiamo proseguendo quella lì e abbiamo anche altre iniziative in mente e che proseguiremo nel corso dell'anno. Questo è il mese dedicato alla prevenzione, soprattutto al femminile, per cui noi dobbiamo portare comunque un segno, lo facciamo volentieri. Noi siamo nell'ambiente biker, che è un ambiente un po' particolare, però siamo sensibili anche a questi temi.